Il 14 e 15 giugno il network giovani del Movimento 5 Stelle scende in piazza in tutta Italia, quindi anche qui in Friuli Venezia Giulia, per dire ancora una volta no a questo folle piano di riarmo promosso dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen e anche dal governo di Giorgia Meloni. Diciamo no perché secondo noi questi soldi dovrebbero essere spesi in sanità, istruzione, ricerca sociale, welfare e soprattutto perché una vera difesa comune europea non si attua con dei singoli piani di riarmo dei paesi europei, ma dovrebbe attuarsi tramite un vero coordinamento delle forze armate dei Paesi membri. Sarò sincero, la situazione a Gaza è molto grave. In questo momento bambini, donne e uomini stanno morendo di fame, morendo di caldo e stanno continuamente morendo per via dei bombardamenti dell'esercito israeliano. Noi dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per cercare di fermare questo crimine. Dobbiamo usare la testa, dobbiamo usare il cuore per tutti quelli che sono contro una guerra violenta, stupida e inutile. Non possiamo rimanere inermi di fronte a tutto questo e non possiamo neanche raccontarcela solo tra di noi. Per questo motivo siamo scesi in piazza, perché dobbiamo portare l'Italia dalla parte giusta della storia.